When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. So bad. Tell me what you gonna do to get it, if you want it, so bad. Gentili telespettatori, bentornati a Studio Toscana Sprint, un'altra puntata del nostro appuntamento settimanale nel ciclismo e dietro al ciclismo. È l'occasione questa per davvero introdurvi in una puntata particolare quest'oggi, ma prima di andare a scoprire un lato del tutto particolare del nostro mondo abbiamo intercettato Peter Sagan, che la settimana scorsa è andato a provare il percorso dei mondiali Toscana 2013 in una giornata devastata dal maltempo. Andiamo ad ascoltare cosa ci ha raccontato Peter Sagan a proposito del percorso dei prossimi campionati mondiali. Peter Sagan ha pedalato sulle strade del mondiale di Firenze in una giornata di pioggia. Il percorso come ti è sembrato? Pensato che come parlavano altri che poteva essere più facile, però è un mondiale abbastanza duro e vediamo, un conto è farlo da solo sotto l'acqua così, che un conto farlo in gruppo e dopo 260 km che sicuramente ultimo giro sarà casino confusione per vincere mondiali, però io dico che è abbastanza duro. I punti chiave sono la salita di Fiesole e poi anche la discesa sarà fondamentale. Ma sicuramente sì, chi scolina salita davanti, poi discesa può essere più tranquillo, recuperare meglio per fare ultimo strappo che è duro, è molto impegnativo. L'ultimo strappo è impegnativo, tu sugli strappi duri te la cavi molto bene. Quello sì, però se mi spaccano gambe prima posso anche rimanere là senza avere le gambe, però vediamo. Senti, adesso da qui al momento del mondiale quali sono i tuoi appuntamenti? Sì, adesso ho fatto California, che era più per preparazione, faccio ritiro su San Pellegrino che voglio fare un po' di altura, e fare Svizzera, Tour de France, come quasi tutto il programma come l'anno scorso, e poi dopo Tour de France si decide cosa facciamo fare più bene per arrivare in forma per mondiali. Un uomo da tenere sott'occhio al mondiale, secondo te chi può essere il favorito? Favorito, è un percorso così, se Gilbert sta bene uno adatto per questo percorso, però poi dipende perché anche altri corridori sono forti e un percorso così impegnativo Cancellara vuole puntare, allora sicuramente lui, con uomo di esperienza, sicuramente può arrivare in buona condizione, che può fare bene. Poi sono anche altri che sempre non è sottovalutare nessuno, no? Andrea Tafi ha accompagnato Peter Sagan sulle strade del mondiale di Firenze. Sagan ha detto che forse se l'aspettava più semplice, ancora una conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che questo percorso sarà un percorso esigente che farà emergere i migliori. Ma Peter questa mattina appunto ha fatto questo sopralluogo e subito, già dal primo giro che abbiamo fatto con la macchina, ha detto è già duro. In bicicletta ha detto lo è ancora di più, e oggi sfortunatamente anche ha trovato questo brutto tempo, quindi l'ha condizionato un po', però è importante sapere che da questo mondiale verrà fuori un grandissimo vincitore, questo è senza ombra di dubbio. Speriamo che tutto vada nel migliore modo e sono convinto, perché Firenze si merita questo e tutta la regione toscana, questo mondiale che sia veramente un evento eccezionale. E dopo aver ascoltato le parole del campione della Cannondale, torniamo in studio e andiamo ad introdurre i nostri ospiti. Sono gli amici del Soccorso Clown, eccoli qua.
Soccorso clown, siamo arrivati, soccorso clown, siamo arrivati, eccoci qua. Buonasera. Buonasera, insieme agli amici del Soccorso Clown abbiamo Stefano Fiori, giornalista sportivo del Tirreno e di tante altre testate giornalistiche. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, cosa lega il Soccorso Clown al mondo del ciclismo? Sicuramente la passione per il proprio lavoro, la passione che c'è nello sport e la passione che c'è anche nel fare i clown. Quest'oggi con noi abbiamo Vladimir Olyanshansky e Yuri Olyanshansky, il primo direttore artistico, il secondo direttore generale. Molto generale. Spieghiamo di cosa si tratta la vostra attività, di cosa fate di bello per rendere piacevoli alcuni momenti che non lo sono affatto. Vladimir. Sì, io sono un direttore artistico di Soccorso Clown, come dico, e noi siamo professionalisti dello spettacolo, specialmente formati a lavoro ospedale. E questo è il nostro forza, perché noi pensiamo a servizio professionale a ospedale molto importante, perché i nostri bambini sono per i nostri bambini migliori che è possibile fare. E questo è il nostro scopo, questa è la nostra missione, prendere questo tipo di servizio a ogni ospedale a Toscana, per esempio. E questo evento ciclismo stereo aiutarci per noi a raccogliere fondi per prendere questo tipo di professione a tutti gli ospedali che è possibile per noi lavorare. E questo è il nostro scopo. Per precisare, questo è proprio che noi partiamo da 18 anni, cominciando da ospedale Maier, che è il primo ospedale italiano che ha capito che questa professione è proprio una professione dello spettacolo e tiene così. Per circa 15 anni già aiuta questo servizio, perché tiene anche molto importante. Noi abbiamo ricevuto tanti riconoscimenti, ultimo era la medaglia di Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha dato a noi per il nostro servizio. Abbiamo anche benedizione del Papa. Quale Papa? Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II. II, che questa benedizione anche distribuisce a tutti i nostri amici e collaboratori, anche a voi e a tutti quanti che noi aiuteranno. E questo evento Stelvio che facciamo già seconda volta, prima volta ha fatto l'anno scorso con i nostri colleghi amici olandesi, perché siamo anche membri fondatori di fondazioni europee di organizzazione di clown ospedalieri. E questa come si chiama? Questa nuova professione. Allora noi cerchiamo iscritti che fanno per noi, pedalano per sorrisi in ospedale. Cioè, questo, come voi sapete, Stelvio è l'ultima sfida, perché ci sono non tutti professionisti, ci sono, quando sono stato io là era una cosa emozionante proprio, perché venuti signori già con una certa età, c'era una mamma con sua bambina che è doppia bicicletta così, e che loro facevano sotto, anche loro pedalavano per questa organizzazione che si chiama Clinic Clowns, che è la stessa nostra amica, membro di federazione, che lavora in ospedale anche per circa 15 o più anni. Noi lavoriamo in 5 ospedali, noi abbiamo in Toscana, con Regione Toscana, noi abbiamo un protocollo di intesa con la sanità che dice che il nostro tipo di servizio, il nostro modello di formazione, che noi siamo primi che inventato, è successo così, che noi siamo primi che inventato e creato prima formazione per professionisti dello spettacolo per diventare clown ospedalieri. Certamente i bambini, i genitori si aspettano, noi lavoriamo cominciando da un giorno, da 2 giorni alla settimana, adesso noi lavoriamo 5-6 giorni a settimana, mattina e sera, e quando noi andiamo a fare supervisione, dottori dicono: ma non ci vediamo voi, venite di più, noi diciamo: sì, veniamo, no, dobbiamo avere fondi. Allora noi cerchiamo per questa gara, con questo evento internazionale, che poi voi dite come si iscrivere, e c'è anche www.retedeldono.it dove potete iscriversi là
e così mi sa che non anche deve pagare perché qualcuno altro vi porta a questo evento. Questo evento per noi è molto importante, speriamo che i ciclisti italiani vengano e fanno gara con questi olandesi e vinciamo! Sì, e così! Ed abbiamo scoperto davvero il forte legame che c'è tra il progetto, tra il Soccorso Clown ed il ciclismo. Stelvio Challenge 2013. Stefano, una bella occasione per pedalare nella convinzione di aiutare qualcuno. Beh, sicuramente io a parte sono coinvolto anche sotto certi aspetti perché posso capire benissimo, ma chiunque penso può capire benissimo l'importanza di allietare, di rendere meno triste il soggiorno di bambini in ospedali, più o meno gravi, perché mia figlia è neuropsichiatra infantile, quindi conosce tutti i giorni questa realtà. E devo dire che insomma, questi amici fa piacere che li ospitiate perché a parte il ciclismo che è legato a questo Stelvio Challenge, che neanche farlo apposta quest'anno lo Stelvio non è stato fatto al giro, quindi diciamo può essere un motivo per chi non l'ha fatto, sperando che da qui al 28 giugno, perché si parla del 28 giugno, sia migliorate le condizioni atmosferiche, perché che devo dire veramente è stata una primavera che non è esistita, quindi veramente chi non è potuto salire sullo Stelvio al Giro Italia lo può fare con gli amici della Stelvio Challenge 2013. Speriamo che le iscrizioni siano tante, ripeto, lo scopo è benefico, a differenza di tanti altri gran fondo dove i soldi poi vanno a finire in tasche che tanto benefiche non sono, purtroppo devo dirle, e in questo caso veramente lo scopo è benefico e mi pare bello che chi vuole aderire lo possa fare in tutta tranquillità, sapendo di perseguire un fine ottimo. E poi devo dire, questo non me ne vogliono amici perché poi traducendo la parola clown in italiano vuol dire buffone, e di buffoni nel ciclismo purtroppo ce ne sono tanti, quindi due in più, due in meno non fanno male, anzi questi buffoni fanno molto benefici. meno male. Buffoni benefici. Sì, va bene, è successo. Ma anche, vorrei precisare che anche questi che non hanno bicicletta possono camminare, anche fare una camminata per noi. E tutto questo, soldi che noi prendiamo da questi fondi andranno al lavoro per Umberto I, per l'ospedale di Umberto I a Roma, in pediatria, che adesso abbiamo una pausa perché c'è il cambiamento di tutto questo e noi aspettiamo il Comune di Roma che da 15 anni comunque noi sempre appoggiato e sempre da un progetto all'altro c'è sempre un buco. E i bambini sono in disagio, dicono ma dove siete, cosa è successo? E 3-4 mesi che c'è questo buco che noi vogliamo riempirla, non interrompere il servizio, aiutateci, veniteci, pedalateci. Però lo dimostrate anche che conoscete il ciclismo, voi avete avuto, non siete più giovanissimi, si vede, ma in passato un campione che avete ammirato, non so, anche russo, tipo Berzin, Tomko. L'anno scorso ho provato, ho fatto i miei ultimi 300 metri con questa bicicletta così e poi ho detto io mi devo allenarsi così, il ciclismo è una cosa seria signore. Oddio, vabbè. Ci vuole tanto allenamento nel ciclismo, ma ci vuole anche tanto allenamento nella vostra professione. Non è uno scherzo, è un lavoro vero. Tutti i nostri membri della nostra organizzazione sono tutti professionisti dello spettacolo, ha fatto la scuola teatrale, ha fatto scuola di circo, artisti della strada, poi specializzazione come clown ospedaliero, lavorare in tutti i reparti. Noi lavoriamo in neuropsichiatria, noi abbiamo lavorato per quanti anni in Umberto I, noi lavoriamo con AIDS pediatrico, noi lavoriamo con chirurgia, oncologia e certamente deve essere molto preparati. Qui davvero se anche siamo clown, non reparti, scherza. se vogliamo, bruttissimi e sono ancora più brutti però per i bambini, ci sono dei bambini, quindi penso che tutti possano capire l'importanza di questa iniziativa, bruttissimi ma anche bellissimi se vogliamo, perché danno assistenza, bruttissimi per le malattie tante volte. Ma sta cambiando, questa atmosfera sta cambiando e questo è molto importante, perché anche un sorriso, anche un sollevo da questa sofferenza fa differenza, e fa tanta differenza. Poi io conosco realtà, chiaramente non si può fare il nome, di figli anche di ciclisti o ex ciclisti che hanno bambini che hanno dei problemi a cui sicuramente voi potete dare un aiuto perlomeno morale. Certamente. Certo. Vogliamo ricordare a tutti i nostri appassionati, allora l'appuntamento è il 28 giugno sullo Stelvio per la Stelvio Challenge 2013. Per maggiori informazioni retedeldono.it,
La quota di iscrizione sono 60 euro, quindi una quota alla pari di tante altre gran fondo dove si va però per fare del bene. Sì, però include 2 giorni di allenamento, cena, non c'è male. tutte assicurazioni, aiuto medico, che sto anche io là, sarò anche Noi, io là, sì. come l'anno scorso noi siamo là con un'ambulanza. Anche se nevica? Sì, anche l'anno scorso. Sono russi e sono abituati al freddo. L'anno scorso pioveva, all'inizio piove, e questo che noi abbiamo qui. No, non è voglio strumento. sapere cosa c'è lì. Ah, questo sapete No, cos'è? no, questo è un strumento Questo musicale. è strumento che si chiama... Sì, si guarda, chiama- questo è che si così. chiama siringofono. Seringofono. Beh, potremmo convertirlo a chi ne ha fatto troppo uso. Seringofino e seringofono. Allora, Seringofino, questo. per finire questa bella puntata, se siamo al fine, non lo so, se anche a metà non lo so, facciamo questo concerto per 2 seringofoni. Sì. Maestro, per favore. Sì, per piacere, attenzione. Ecco, Voilà. però un uso corretto delle siringhe, Esatto. che in questo ambiente tante volte non è stato Stefano, perseguito. vogliamo parlare anche di chi, un altro legame con il ciclismo, da grande appassionato di ciclismo, qual è tuttora, però si dedica anche a questa attività? Chi? Tamberi. Ah, Tamberi, vabbè, Andrea Tamberi, che doveva essere qui con noi stasera, e purtroppo vabbè, impegni, e lui però sta facendo questo corso, sta seguendo il corso per diventare clown, non clown, professione clown proprio negli ospedali e così via, quindi mi diceva che era molto impegnato, che lui quest'anno si è preso un anno di pausa per vari motivi, perché insomma può succedere, per la squadra era il gruppo Lupi, se vi ricordate, e fu ricordato anche, fu nato, diciamo, nacque anche il progetto negli ultimi anni proprio per ricordare il fratello di Andrea, che è Daniele Tamberi, che insomma aveva dato un pochino in là a una squadra dove tra l'altro hanno fatto carriera molti corridori russi proprio, e quindi diciamo che purtroppo lui non è qui con noi stasera, però ci ha detto di salutare tutti e a noi gli auguriamo che possa tornare sull'ammiraglia a guidare una squadra forte, come è stato anche negli anni passati, ripeto, con il gruppo Lupi, anche nel ricordo sempre il fratello Daniele, però anche questi 2 amici sicuramente lo convinceranno e se dovesse andare male lo troveremo, casomai come hanno detto 2, a fare qui il clown insieme a loro. Servizio professionale garantito. Assolutamente. E poi devo dire che questa formazione che facciamo adesso con Andrea, questo è anche focalizzato della nuova apertura che noi facciamo già da qualche anno. Proponiamo servizio per anziani. Questo è stato dal nostro cuore, da tanto tempo. Molto importante. Questi che afflitti anche dall'Alzheimer, da demenza, da queste tutte malattie che perdono memoria, cioè è una cosa che purtroppo non guaribile e noi ci daremo una mano per alleggerire sua vita e cambiare questa atmosfera là, e questo corso proprio dedicato a questo problema molto delicato, anche il lavoro in anziani. Allora Soccorso Clown ha aperto una nuova strada, Sì. lavoriamo con bambini e adesso anche lavoriamo con ospedali, perché in verità lavorando con bambino in ospedale noi lavoriamo con tutta famiglia, non includiamo nonni, nonne, mamme, pape, tutti quanti. Staff ospedaliero. Staff ospedaliero, certamente, cioè tutti quanti, anche durante procedure dolorose, accompagniamo per esempio a Siena, qui in Toscana da qualche anno già abbiamo servizio speciale, accompagnamento di bambini alla sala operatoria, prima e dopo anestesia, lavoriamo con anestesisti, cioè abbiamo una sintonia, abbiamo una ricerca che anche ha fatto il professor Messina, che è capo di questo dipartimento là, che tiene noi già da quanti anni là e dice vuole il vostro servizio, vuole che voi siete là. Purtroppo questo solo due giorni alla settimana ci vuole. Comunque allora vabbè, siamo quasi in chiusura, Stefano, no? Se non sbaglio. Ecco, voglio chiedervi, metto io alla prova, perché vediamo, voi chiedete chiaramente aiuto dal ciclismo, ma dovete dimostrare che lo seguite il ciclismo. Chi ha vinto il Giro d'Italia? Giro d'Italia? Chi ha vinto il Giro d'Italia? Sorrisi?
Vabbè. È fallita la domanda di cultura sul ciclismo. Vabbè, fallita. Però non vuol Via dire... dal 28 giugno sicuramente dovranno studiare. Sì, primo giorno, sì. Alberto Sordi, no? No, non è lui. Anna Magnani? No. Quello femminile, sì. Questo femminile. Vabbè. Bennini. No, Roberto. No. Perché? Ma com'è bello camminare in bicicletta, rai la rai rai, tarai la ra, senza fretta. È questo sappiamo, almeno questo. Almeno, di storia. Sì. Chi veramente è libero il 28 giugno, che ama il ciclismo, che ama le salite, perché lo Stelvio è una salita leggendaria del ciclismo mondiale, ecco allora telefoni, ribadisci se vuoi ribadire, o perlomeno si iscriva al I sito. contatti esatto. retedeldono.it troveranno tutte le informazioni. Clown, sì, Stelvio Soccorso Challenge. Clown. Ricordiamo anche che Soccorso Clown è nato grazie a voi due e grazie a Caterina Turi. Siete partiti 18 anni fa e adesso continuerete ad andare avanti. Abbiamo anche il nostro sito www.soccorsoclown.it. Bene. Io in conclusione, prima di salutarvi, lascio proprio la parola a Vladimir, direttore artistico, e il saluto al nostro pubblico. Oggi lo fai tu. Buonasera a tutti. Sì, Eccola, grazie un mille. saluto. E io voglio salutarci con questa piccola canzone, e questa armonica bocca e questo ukulele. Grazie! When everybody's stealing by dawn of a new day.